Sono manifesti della pubblicità stradale. 30 anni fa, in una giornata di temporale, che a Mantova è stata una grandinata che ha rovinato moltissime cose, ero fuori e sono stato colpito dagli strappi che la tempesta, la grandine ha fatto, e ho notato questo materiale cartaceo. E quindi io ho cercato di prenderne dei lembi e poi me lo sono portato in studio. E così ho cominciato a scoprire questa materia, che la chiamo materia cartacea, materia carta. Io non porto mai colori sopra, assolutamente niente colori, sono tutte delle piccoli strappi, delle velature che io riesco a strappare nel lavaggio e li riporto come pennellate. Amore manifesto nel senso che è un evidente amore per l'arte, ma è anche un amore per il manifesto inteso proprio come veicolo promozionale, in quanto Giuseppe utilizza dei vecchi manifesti e li ricicla in 1000 modi diversi, o creando delle astrazioni che possono essere in verticale, in diagonale, a onda, via dicendo, oppure recuperando delle immagini che inserisce e che decontestualizza in un modo del tutto particolare, del tutto suo. Sono opere godibilissime e al tempo stesso molto profonde, che indicano proprio questa passione che ha Giuseppe Rovesti per quest'arte, in cui si è imbattuto casualmente negli anni '80, camminando per strada è rimasto folgorato dalla bellezza di questi materiali che il giorno dopo sarebbero andati distrutti, sarebbero stati persi per sempre. E la sua fantasia, la sua creatività ha fatto in modo di recuperare oggetti francamente di grande impatto emotivo. Solitamente la carta è un supporto su cui appunto si disegna, si dipinge, in questo caso diventa la materia del fare.